Carissimi amici, salve a tutti. Allora non chiudete questo video, tanto a pochi minuti e poi chiuderò, perché voglio parlarvi di una cosa che mi è realmente accaduta e voglio condividere con voi su questa cosa il mio pensiero. E sarei lusingato, onorato e veramente con molto piacere leggerei i vostri commenti su questo argomento, come la pensate voi, perché giustamente quello che penso io sono dei miei pensieri, non è Vangelo, quindi potete tranquillamente, ci mancherebbe, non essere d'accordo con me. Magari avete la libertà nei commenti di dire come la pensate. E allora, che cosa è successo? È successo che praticamente mia moglie, parlando un po' con una sua amica, sai, tra donne si discute del più e del meno, della famiglia e di quant'altro. E mia moglie parlavano dei mariti, dove ci sono due donne che discutono, si parla sempre o dei figli o dei propri mariti o dei parenti. In questo caso si parlava dei mariti. E parlando con questa amica, mia moglie ha detto a questa sua amica che suo marito, cioè io, diciamo quasi al 99%, sono io che mi preoccupo di fare la spesa, di cucinare perché mi piace, di fare le mansioni di casa come sbucciare le patate, pulire la verdura, lavare a terra, spolverare, mettere avanti la lavatrice, insomma tutte le faccende domestiche. Lo faccio con molto piacere per collaborare e aiutare con mia moglie, perché poi tra parentesi io sto in casa mentre mia moglie, molto più giovane di me, lavora ancora, io invece già vecchietto e allora quindi sto a casa, però collaboro facendo tutto quello che mia moglie non può fare perché sta al lavoro. E allora, quando mia moglie ha raccontato questa cosa alla sua amica, la sua amica è rimasta molto meravigliata a tal punto che ha detto: ma come? E pensate che gli ha detto questa parola: ma che razza di uomo è tuo marito? Cioè, momento, ho detto vicino a mia moglie: che razza di uomo è? Perché? Ti picchio? No. Che razza di uomo è? Perché faccio sedute spiritiche, perché violento le donne, faccio del male agli esseri umani? No, è perché faccio le faccende di casa, cucino, sbuccio le patate, pulisco la verdura, metto avanti la lavatrice e vado a fare la spesa. Ho detto vicino a mia moglie: per favore, ti prego, quando ti troverai con questa tua amica o stiamo per incontrarla faccia a faccia per strada, in un centro supermercato e compagnia bella, avvisami che io scappo. Dice: ma perché? C'hai paura? No, non la voglio vedere perché io poi ho questo carattere, forse pure sbagliato. Quando ho un pensiero, una cosa, lo dico, non riesco a trattenerlo. Anche se questo va a mio svantaggio, sono sempre sincero, dico sempre quello che penso. E se la incontro, io gli dico a questa persona, con rispetto sempre, che lei deve farsi un TSO obbligatorio, una visita, oppure andare a una scuola di educazione civica. Sì, perché com'è possibile? Un uomo che collabora con la propria moglie, con sua donna, che razza di uomo è? Perché in casa fa le faccende di casa. E allora chissà in questo momento quante donne stanno ascoltando questo video. A voi donne, vi prego, lasciate numerose un commento su questo video e dite se secondo voi io sono un uomo sbagliato tutti quegli uomini, perché non sono l'unico, tutti quegli uomini
che sono così meravigliosi, che collaborano con la propria moglie, con la propria consorte, nelle faccende di casa, a sparecchiare, ad apparecchiare, a fare tutto questo, se sono dei uomini strani. Scrivetelo nei commenti, in modo che se mia moglie gli farà vedere un giorno questo video a questa amica, leggerà tutti i commenti e si renderà conto che lei è una delle pochissime imbecilli, donne imbecilli, che la pensano in questo modo. Non è accettabile, ma non lo dico per difendere me stesso, no, lo dico per difendere il modo di essere. Se tu ami tua moglie come un figlio, se ama sua mamma, e la mamma è anziana, è stanca e non ce la fa a fare le faccende di casa, il figlio dovrebbe avere la coscienza di prendere lo straccio, la radazza, lo spolverino e di pulire e dire: mamma, siediti, ci penso io. Quello sarebbe un figlio strano? Quello sarebbe un uomo strano? Quello è un figlio giusto, è un uomo giusto, un uomo con i cosiddetti. Io ho tanti difetti, ma in questo caso sono straconvinto che ho ragione io, che sono nel giusto, perché se ami la tua donna non esiste chi è di più o chi è di meno, chi è maschio o chi è donna, chi lavora o chi non lavora. Esiste l'unità, l'insieme, e quando ci si ama e si vive insieme, bene e male, doveri o non doveri, si condividono sempre allo stesso modo in due.